Pensiero del giorno, lunedì 4 novembre. Avere fiducia nell'amore di Dio. Mettere tutte le nostre preoccupazioni nelle mani del Padre. Sapete che la nostra spiritualità si basa su un punto da cui nasce tutto, la fede nell'amore di Dio, la consapevolezza che non siamo soli, che non siamo orfani perché c'è un Padre sopra di noi che ci ama. Uno dei momenti in cui possiamo mettere in pratica questa fede è quando siamo turbati da un pensiero che ci fa perdere la pace. A volte è una paura del futuro, una preoccupazione per la nostra salute, oppure quando siamo allarmati da presunti pericoli o in ansia per i nostri parenti, o ancora quando sperimentiamo paure di ogni genere. Ebbene, in questi momenti, proprio in questi momenti di incertezza, Dio vuole che crediamo nel suo amore e ci chiede un atto di fiducia. Non è sempre facile credere nell'amore di Dio, ma dobbiamo sforzarci di farlo in tutti i casi, anche in quelli più complicati. Saremo testimoni anche ora dell'intervento di Dio di volta in volta. Egli non ci abbandonerà, ma si prenderà cura di noi. So che molti si trovano in situazioni difficili, ma è anche per tutti noi. Quante circostanze dobbiamo affrontare nella nostra vita? Quanto abbiamo bisogno di qualcuno che pensi a loro? Mettiamo ogni preoccupazione nelle mani del Padre. Saremo liberi di amare. Correremo meglio sulla strada dell'amore che, come sappiamo, porta alla santità. Chiara Lubich, Cercando le cose di lassù. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.